ci può arrivare. Vidanov in anticipo, così e così su Giacomelli. Corner numero 1 per il Vicenza. Ci va Moretti alla battuta. Studia il piazzamento dei compagni, l'appoggio corto di Moretti. Delia, cross verso il centro, superato il portiere, il Vicenza in vantaggio con Nicolò Brighenti. Avanti il Vicenza con Brighenti 1-0 dopo 6 minuti e 30 secondi di gioco. 1-0 per il Vicenza. Nicolò Brighenti sul cross di Delia, azione conseguente da calcio d'angolo e tutti a far festa in panchina. Uno schema del Vicenza. Il colpo di testa del centrale difensivo, qui inquadrato Nicolò Brighenti. Devo rivedere Delia che mette il pallone, sorpreso nettamente dalla traiettoria della sfera. Marcone stacca imperioso. Brighenti superando Caldara e mettendo il pallone nel sacco. È 1-0 per il Vicenza. Inizia nel migliore dei modi possibili l'operazione sorpasso del Vicenza. Ricordo 28 per i biancorossi. Giacomelli molto sollecitato dai compagni. Giacomelli sta disputando una buona partita. Giacomelli vede il taglio di Cinelli. Cinelli ancora a cercare il numero 10. Cinelli però va a riprendersi la sfera all'indietro. Di Gennaro, conclusione e trova l'angolo Di Gennaro, e sono 2. Che gran gol ha fatto Di Gennaro, e adesso è davvero lui il migliore in campo. Il sorriso di Di Gennaro, il balletto. Ha preso palla sul sinistro, sembrava volesse alzare la testa per cercare un compagno, poi ha visto, lo poteva vedere solo lui. Andiamo a rivederlo. Conclusione con il sinistro, un mezzo esterno, non ci può arrivare assolutamente Marcone. È un gol bellissimo, poi dal basso si vede proprio come il pallone gira e vada a morire lì nell'angolino. 2-0, bellissimo Vicenza, bei gol, un bel primo tempo, insomma c'è da stropicciarsi gli occhi. 2-0, il Trapani invitato a fare da spettatore per il momento alla partita, e il pubblico del Menti gradisce, e come se gradisce un 2-0 che, bisogna dirlo, al di là della partigianeria di tutto quanto, è assolutamente meritato. Di Gennaro al 41esimo per un Vicenza che vola e al doppio vantaggio. Per la verità la partita è ancora lunga perché ci vuole ancora un tempo, ma se questo è l'andamento della gara, Vicenza davvero la può far sua al di là di ogni ragionevole dubbio. Intanto è rimasto a terra Cocco. I giocatori del Vicenza chiedono al Trapani a cercare Moretti mette verso il centro, Cocco con il petto, si gira, Laverone, la risposta del portiere, poi Moretti, eccolo lì, ecco la ciliegina sulla torta, il raso terra di Federico Moretti a togliere dal palo basso qualche ragnatela. 3-0, tutti a casa, 3-0 per un bellissimo Vicenza sul Trapani. Moretti si meritava il gol, adesso è dura scegliere tra Moretti e Di Gennaro per me, ma ce ne sono tanti che hanno giocato bene. Rivediamolo intanto, Cocco, Laverone, il miracolo di Marcone, poi Moretti prende la palla. Sembra facile, vero? Sembra facilissimo, e invece bisogna trovarlo. Vediamo se questa inquadratura ci regala proprio. Bellissima davvero questa inquadratura con Moretti che trova l'angolino, poi baci verso la sud, baci di un Moretti tanto criticato a Padova. Beh, qui a Vicenza ce lo godiamo, ci piace. 3-0, è contento Moretti, sono contenti i tifosi sugli spalti. Ancora vita, era in fuorigioco, ma che lucidità, che giocatore Di Gennaro. Al 93esimo ha avuto ancora la forza di mettere il pallone sui piedi di Vita. Sì, è lui il mio miglior uomo in campo. Fischietto alla bocca per Pairetto. Vicenza batte Trapani 3-0. Da Francesco Formaggio è tutto, grazie all'ascolto, ci risentiamo su TVA Vicenza. Bianco